Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. Si avvicina il weekend allungato che culmina lunedì con la giornata di Ferragosto. Le previsioni del meteo non sono del tutto rassicuranti e perdura la crisi idrica e a Varese viene spenta una fontana. Vediamo il servizio curato dalla redazione. Ferragosto salvo a metà per chi sta programmando la gita fuori porta o la grigliata. La mattinata, secondo le previsioni meteo, ora non più tendenze, sarà soleggiata, poi il cambiamento con possibili temporali anche in pianura nel pomeriggio e in serata. Queste le indicazioni che arrivano dal centro geofisico prealpino. Insomma, un Ferragosto che lascia perplessità. Fare o non fare? Organizzare o non organizzare? Le temperature sono in calo, la massima oscillerà tra i 27 e i 29 gradi, la minima sotto i 20. Gli annali del meteo dicono che il Ferragosto più caldo a Varese dell'ultimo mezzo secolo risale al 1985, la massima 32 gradi e mezzo. E non si placa nel frattempo l'emergenza idrica. Il deficit di pioggia da inizio anno è pari a 500 mm, ovvero un terzo di acqua dal cielo in meno rispetto alla media. Così, in piazza Montegrappa, è stata spenta la fontana che fino ai giorni scorsi traboccava d'acqua, scelta all'insegna del risparmio idrico. E restiamo a Varese, dove cresce il numero delle persone indigenti. Sentiamo le parole del coordinatore della Casa della Carità, intervistato da Barbara Zanetti. Le immagini sono di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Sono Matteo Aimetti, coordinatore di Casa della Carità per l'associazione Pane di Sant'Antonio, ODV, che si occupa della gestione dei vari servizi di Casa della Carità, che sono la mensa, il guardaroba, le docce, un ambulatorio farmaceutico, l'emporio della solidarietà. In questo momento la mensa sta vedendo comunque un costante aumento di persone che accedono al nostro servizio, questo dovuto soprattutto al fatto che la povertà non va in vacanza e anche nel mese di agosto le persone si rivolgono al nostro servizio per accedere ai beni di prima necessità come può essere un pasto o una doccia. E in questo periodo purtroppo stiamo vedendo comunque un aumento delle persone che si rivolgono a noi, cosa un po' differente rispetto allo scorso anno dove c'era stato un calo. Sintomo questo che la crisi che stiamo affrontando post pandemia e post guerra in Ucraina ha una sua ricaduta anche sulle persone qua in Italia. All'Avenida Ponte Tresa oggi l'ultimo saluto ad Antonio Sanna, sindaco di Lungocorso e padre dell'accordo sui ristorni dei frontalieri. Sentiamo il servizio curato da Simone della Ripa. C'era il suo amato lago a pochi centimetri e c'era il vento che muoveva le fronde degli ulivi già carichi piantati nel campo accanto alla sua bara. Anche la natura, in questo angolo sul Ceresio, ha mostrato tutta la sua bellezza per un funerale dell'ex sindaco 95enne Antonio Sanna, svoltosi giovedì mattina a Lavena nel prato dell'antica chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Nella camera ardente la sua fascia tricolore, indossata per circa 30 anni di servizio come primo cittadino, era intrecciata al cuscino di rose bianche e garofani rossi posti sulla cassa, a suggellare una missione senza fine, perché la sua amata Lavena Ponte Tresa lo ha visto sindaco sempre, sino alla morte. Presenti i sindaci, quelli attuali delle valli molto più giovani e altri non più in servizio che, osservando quella foto accanto alla cassa, non hanno potuto fare a meno di citare i suoi successi, non solo quelli che hanno interessato i ristorni dei frontalieri. Don Aurelio Pagani, tra le altre cose, ha ricordato l'amore di Sanna per il suono della campana della chiesetta della Madonna della Porta, a poche centinaia di metri dal luogo del funerale. Questo suono richiama il cielo, diceva l'ex sindaco. E quella campana ha suonato per lui giovedì mattina al suo ultimo passaggio in corteo, assieme a una cittadina commossa che ha ricambiato l'amore ricevuto nella lunga vita del sindaco, maestro, poeta e scrittore. E ora la pagina politica con Azione, che ieri ha siglato con Italia Viva l'accordo a livello nazionale che ha portato alla nascita del terzo polo. Oggi è stata divulgata l'immagine del simbolo che raduna i loghi dei due partiti. La segreteria provinciale di Azione a Varese spiega di aver proposto ai vertici nazionali di candidare in lista solo iscritti al partito, almeno per ciò che riguarda la provincia di Varese. Abbiamo segnalato alla segreteria nazionale, si legge nella nota diffusa
dalla segreteria provinciale di Varese una rosa di nomi del nostro territorio che abbiano condiviso il percorso di azione in questi anni perché vengano presi in considerazione in fase di compilazione delle liste. E sempre per la politica, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha confermato oggi che sarà il candidato di tutto il centrodestra alle regionali in programma tra 7 mesi e che dunque non sarà candidato alle politiche. Mi candido per l'intero centrodestra per completare il lavoro di questa prima legislatura, ha detto Fontana. Ora la cronaca, continuano a bruciare i campi nell'Alto Milanese, oggi alle 13:30 i vigili del fuoco volontari di Inveruno sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in un campo di via Villoresi sul territorio arconatese, non lontano da alcune abitazioni. Il rogo è stato domato, l'area è stata messa in sicurezza, sono bruciati circa 1000 metri quadrati di campo. Spostiamoci ora a Busto Arsizio, problemi di degrado lungo la pista ciclabile di via Marco Polo. Vediamo il servizio curato da Angela Grassi. Siamo a Busto Arsizio in via Marco Polo. La pista ciclabile è stata da poco tracciata, ma già è abbastanza impercorribile. A parte i rami sparsi che possono finire anche sulla pista, sono tutte le foglie, rami stessi che si trovano lungo il tracciato che dovrebbe essere percorso dalle biciclette. Siamo a poche decine di metri dalla sede di Agesp e il marciapiede e la pista ciclabile sono interamente ricoperti da foglie secche, da rametti e anche il passaggio dei pedoni non è facilitato. Vale in una direzione ma anche nell'altra. Pericoli anche per i monopattini. Chiudiamo con lo sport, la Propatria a Borgosesia con il neoacquisto Perotti ancora in dubbio. Sentiamo le parole dell'allenatore Vargas. La Propatria torna in campo domani a Borgosesia, allenamento congiunto con i padroni di casa e il Verbania, in pratica un torneo triangolare amichevoli, partite da 45 minuti alle 16 la Propatria affronterà i padroni di casa, compagine di Serie D, poi alle 17 il Verbania che milita in eccellenza. In dubbio tra i bianco-blu il nuovo arrivato, l'esterno Perotti, giunto in prestito dalla Juventus e reduce da una botta subita nell'amichevole contro il Verbano. Sì, ha avuto un contrasto che lì è stato un po' ingenuo a mettere la gamba, però sono volte di calcio, delle partite, è stato un esordio positivo, è un ragazzo che ci può dare un po' di spinta sulla destra e anche con qualità tecniche, quindi siamo contenti tutti con il suo esordio, quindi speriamo che non sia niente da grave l'infortunio, però è solamente un discorso preventivo per aspettare i prossimi giorni e lavorare in maniera bene. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG di domani alle ore 19. Buona serata.